Paolo Bergagna, sindaco di Buia, una grandissima giornata per lo sport, una grandissima giornata per questo paese che arriva sulla vetta delle Olimpiadi grazie a Jonathan Milan. Sì, allora veramente un'emozione unica, non mia ma di tutto il paese. Credo un orgoglio sì della comunità buiese, ma del Friuli, che in questo momento è al centro dell'Italia e del mondo. Quindi un grande orgoglio per un ragazzo che io ho conosciuto da bambino. Allora, siamo con Marco Zontone, assessore allo sport del comune di Buia e fondatore della James Bike, che nell'acronimo porta quasi un segno del destino, perché cosa vuol dire questo nome? James Bike sono i tre nomi dei nostri tre figli, mio e di Flavio Milan, che siamo i fondatori di questo gruppo. La J sta per Jonathan, la A di Asia e la M di Matteo Milan. Nella James Bike, che è l'associazione che si occupa di ciclismo a Buia, è nato e ha mosso i primi passi anche Jonathan Milan, ma non solo, perché i risultati di questi ragazzi sono stati numerosi, ce li ricordi? Beh, sicuramente allora Jonathan ha iniziato, ha corso con tutte e due le associazioni di Buia, quindi ha fatto anche un periodo con la ciclistica buiese, quindi è giusto ricordare anche questa parentesi. E si è andato da giovanissimo, lui non era un campione, allora un campione è difficile da dire nei giovanissimi, adesso un po' l'emozione anche con tutti questi festeggiamenti. All'inizio era un ragazzo che aveva molto bisogno di crescere e di maturare, infatti con gli anni abbiamo visto che il suo potenziale è esploso al massimo, arrivando adesso appunto ai 20 anni, che comunque è giovanissimo, a fare risultati eccezionali. Quanto orgoglio c'è per un ragazzo così, che porta in alto il nome di Buia, della vostra associazione ciclistica, in generale di un movimento che ha bisogno anche di simboli come questo. Certo, per me Jonathan è come un figlio, lo conosco da quando è nato, siamo amici di famiglia, quindi oggi è un'emozione incredibile. Credo che me lo ricorderò per tutta la vita questa giornata. Ci ha fatto un regalo fantastico, è stato fantastico, sono stati fantastici, è una gara al Cardiopalma così peggio di quella di ieri.